Buongiorno. E com'è che mi sento tipo una stanza leggera, una stanza vuota così? Vabbè, perché è realmente vuota la stanza. Realmente vuota. Riempiamola di applausi. Buongiorno, questa è Alla Catalla con Fabio Formosa, Giuseppe Castiglia. Oggi c'è anche Tony Etna che riprende il tutto e che poi metterà tutto quanto su YouTube, peggio per voi, e che potete anche seguire visivamente Alla Catalla. Dimmi. A tal proposito volevo proprio chiederti, dal momento che tu hai più esperienza rispetto a me, ma Tony Etna a inizio d'anno significa Tony Etna tutto l'anno? Sì. Vabbè, ma tanto oggi ormai ne avevamo 5. Lo so, però è sempre inizio d'anno tutto sommato, la cosa mi fa un po' paura, non per altro perché sai benissimo, io arrivo qui alla radio all'ultimo istante, insomma vestito alla San Fasò, come si dice in questi casi, quindi devo saperlo un po' prima. Certo, perché effettivamente oggi stanno vedendo questa polo arancio che te ne esce fuori da questo maglioncino colore rama da Napoli. Che c'hai? Ho una sorta di irritazione terribile. Che c'hai? Addica, chi è? Che cos'è? Addica il mio corpo? È un'irritazione provocata da tutte queste creme che ti regalano di solito a Natale. Parleremo di oroscopo tra poco con Lucia Arena. Buongiorno Lucia. Buongiorno a tutti, ciao. Parleremo anche del suo libro che è in tutte le edicole, in tutte le librerie della nostra città e non solo, si chiama Le Stelle Oroscopo del 2010, Le Stelle di Lucia Arena. Le Stelle di Lucia. Una mia amica sposata mi scrive su Facebook che sono molto interessante. Secondo te dove vuole arrivare? Ospedale vuole arrivare? Casanga anche suo marito ha unghia. Cioè, dove vuole arrivare? Ospedale si vuole portare una garantia. Primo segno di oggi. Primo segno oggi sarà proprio Bilancia. Bene, vai. Parliamo dei segni di aria, no? Quindi la Bilancia. La Bilancia ospita Saturno. Saturno vuol dire rigore, precisione, tutto ciò che è relativo a qualcosa di serio. La Bilancia sarà molto attenta nei nuovi affari, quindi molti cambiamenti nel settore professionale. Possibilmente la fortuna arriverà da fuori, cioè dall'estero. Una nona casa ben aspettata, cioè dire ben messa. Una nona casa, vero quando c'è costa di ICI, la bilancia, cioè la bilancia va un sacco di ICI perché c'è per 9 case. Allora, riassunto della bilancia, dunque, se avete storie babbe, somminghate, una monnezza, via. Se invece insomma la cosa è intrinseca, pensate anche di fare un figlio, economicamente la situazione male non va, nuovi successi e possibilmente ve ne uscite fuori da qualche magagna e qualche minchiata che avete fatto in passato. Sono Roberto Motta di Belpasso, il rappresentante. Oggi mi trovo a Paternoia, lontano, sappappatera stamattina ai 5 del Belpasso per arrivare a Paternoia, certo. Ma cavolo che c'è, dice, non si può capire. Comunque, caro Peppe, volevo fare gli auguri a te e al direttore per domani. Buona Befana, ma che sei spiritoso, giovanotto, mi è stato buono, Ecco, l'amico nostro qui sostiene che comunque lui è focoso perché fa parte dei segni di fuoco. Dice, casomai chiedi conferma alla signora Arena. Vecchio conosce personalmente Orazio, no? Orazio, ma come ti permetti? Come ti permette? Disgraziato, che ti conferma in che senso? Astrale. Parliamo dell'oroscopo dell'Ariete. Quest'anno finalmente il segno dell'Ariete avrà un passaggio importantissimo di Giove-Urano. Quindi Giove, già l'abbiamo sentito, ne avevo parlato, è il pianeta della grande fortuna. Insieme ad Urano portano a delle svolte importanti, decisioni sofferte negli anni scorsi ma che sono arrivate adesso a prendere sicuramente una certa forma. Noi nel frattempo stiamo guardando le foto di Orazio che si merita una coda bagnata, giuro. C'è una foto anche con la gogna. Orazio, è assurdo. Ma come si fa Orazio? Focoso, ma focoso perché gli avrà qualche focolare da carne cavallo? Lui però invece di Giove e Urano c'ha Vangiove e Arinio, che sono altri pianeti che girano nell'universo del focolare. Ci sono Angiove e Arinio che sono due pianeti. Vabbè, andiamo avanti. Giuseppe, io non ho mai capito il fatto di ascendente e discendente. Ma che ascendente sono io che sono nato il 14 ottobre? Intanto sicuramente 14 ottobre sei della Bilancia. L'ascendente si calcola in base all'orario della nascita, all'anno, il luogo, uno da trovare, qui a Topazio, qui era lo stetrico, per cui te la vipera, a mammana, sotto a piano in terra. Ci sono tante cose da capire, capito? O no? L'orario deve essere esatto. L'orario esatto. Una volta c'era gente che nasceva io anno 3, io rivelavano io anno 8. Esatto. Cioè, come fai a calcolare l'ascendente? Ora avete sentito che sono nati due gemelli, uno il 31 di dicembre e uno l'1 gennaio, perché giustamente sono nati alcuni secondi dopo. Ora io mi chiedo, siccome per la legge chi nasce dopo è il fratello maggiore, cioè, ma chi come ce lo spiegano all'altro che nasce un anno prima che chi che nasce un domani è il fratello maggiore? Chi sa
acchiappo, mangiare nichi, capito? Mette caso che c'è un'eredità, ci saranno ammazzatini in famiglia. Esatto, camurrie. Dicevo, siccome noi poi la gente non ci crede, poi su YouTube magari lo possono verificare, quando scendi c'è fare una ripresa, un po' scotch impiegato, un po' parafango della macchina di lui, così la inserisce esattamente in questo punto, esattamente in questo momento, e in questo appare l'auto di Fabio, eccola. Abbiamo interrotto la trasmissione apposta, siamo scesi per far vedere per dimostrare che non diciamo cazzate, non diciamo fesserie, è così. Ci sono anche io che testimonio. Questo è uno scotch da macchina di Fabio, è magari mobile, è bello, questo è antidatane, non lo sappiamo, per gli altri ovviamente, solo se sgaggia. Vabbè, noi andiamo, va. Ciao, arrivederci, ciao alla Catalla, Eh sì, i pesci sono al primo posto nello zodiaco. Giove. Aspetta che capatta l'applauso, Hai capito? Quando era per il toro ne ha detto un massacro, lui si fa l'applauso. Ebbene sì. Quest'anno, dopo 12 anni, Giuseppe, entra Giove nel nostro segno. Ho capito che nel nostro segno? Patoffo, Giove entra. L'espansione. È muto. Espansione. Lui è di Val Guarnera, quindi si sente anche l'accento. Si sente dall'accento. Si sente, male, tutto perfetto, completamente. Se sento si può parlare in dialetto, vero? Ci mancherebbe altro. Giustamente volevo parlare un po' in italiano ma è meglio di no. Senti, ma fammi capire una cosa, come sei stato a Gussio? È stato carino? È stato bello, ti sei divertito? Troppo perso, ecco, hai visto? È consumato anche lui. Senti, dacci 20 euro per questa cosa che ha detto, almeno 20 euro. Signori del Capricorno, rigore, responsabilità, organizzazione, non si può più scherzare quest'anno. Attenzionate i vostri figli e cercate di ripristinare i rapporti con un parente anziano. Capito? Quindi sono anno e avvassai che non sentitevi con anno che è capace che te sangue palazza qualche cosa. Salutiamo Carmelo, poi Davide che dice: Mbare Peppe, io sono gemella ascendente canguro. Io era pesso, ma ascoltando te risultai cioppo adesso. Si sente. Passiamo alla Vergine, liberi da Saturno, finalmente Saturno è uscito dal vostro segno, adesso cercate di riprendere i fili della vostra vita. Quindi già Saturno è stato importante per voi, ha fatto gran parte del lavoro. Urano che prenderà il posto del pianeta, cioè l'opposto, Saturno è rigore e Urano sarà il cambiamento assoluto. Riuscirete a cambiare faccia, cioè chi sarà accanto a un signore della Vergine non riuscirà a rendersi conto, non lo riconosce più. Facile, che pare il ragioniere do cadastro che diventa Brad Pitt. Bravo, sì, ecco. Sarà così, cioè sarà un anno dove tutto sarà l'opposto di tutto per i Vergine, che sono rigorosi, precisi. Chi che ci sono, Vergine, ormai chi che restano, non è che sono tanti. E per quelli che ci sono nel segno zodiacale sarà questo aspetto, cioè loro saranno in modo che prenderanno la vita così come verrà. Sarà strano, ma questo è un appunto che voglio fare proprio ai signori della Vergine. Non vi preoccupate se sentirete un conflitto interiore, sarà Urano opposto che vi renderà difficilmente prendibili. Il cancro è l'ultimo pesce, l'ultimo segno di oggi, l'ultimo pesce. Vabbè, pesce è un lapsus freudiano che Giuseppe ha detto, fa parte dei segni d'acqua. Spostamenti fortunati, viaggi altrettanto importanti, e proprio sarà lì durante uno spostamento, durante un viaggio, che si incontrerà una persona molto importante nella vita del cancro. Ma se vede una soggera cancro, mandatela in viaggio, vado in viaggio che capace non donna più. Ne vale la pena. Sì, innamore non donna più. Appunto. Oggi però abbiamo parlato di oroscopo, abbiamo avuto ospite qui con noi Lucia Arena che insomma alla fine dovrà darci anche un pronostico astrale però su questa città, su Catania, che si scuseranno gli altri delle altre città che ci ascoltano, ma noi abbiamo a cuore la nostra città Catania, che non ha passato un ottimo momento. Invece quest'anno, il 2010, come sarà? E allora, udite, no? La cosa ci interessa particolarmente. No, udite tu, udite tu. Lo dici tu. Lo dico io. Sì. Allora, ci sarà, iniziamo con le cose carine, no? Le cose belle. Ci sarà un passaggio meraviglioso di Giove, aprile, marzo, maggio, in più una bellissima luna che passerà nel periodo primaverile, lo possiamo dire, diciamolo, no? È proprio la luna che rappresenta Saturno in astrologia. Io ho fatto l'oroscopo su Catania e sarebbe il sindaco, quindi un momento di successo. Ma se Saturno è in opposizione, è come personaggio, no? In un tema personaggio. Noi diamo al giudice dell'oroscopo il corrispondente, il pianeta Saturno, quindi il giudice, la persona responsabile. Ci sentiamo
domani con Alla Catalla, ma anche stasera in replica, quindi se avete perso il vostro segno zodiacale a partire dalle 8 lo potreste risentire con la replica su Radio Studio Centrale di Alla Catalla. Ciao Fabio, auguri. Ciao Giuseppe, ciao Lucia. Ciao. Una buona giornata, tu sei in ferie, ricordatelo oggi. Ciao Tony, anche ciao domani. Luigi. Ciao. Guarda quante stelle. Alla Catalla.